Sky, l'accordo tra Napoli e Gilmour potrebbe essere concluso mercoledì con il Brighton. Benvenuti tifosi del Napoli. Se amate il nostro club con tutto il cuore lasciate il vostro mi piace al nostro video ed iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre. Billy Gilmour al Napoli. Ci siamo quasi. Il club partenopeo, come rivela il giornalista di Sky Sport e specialista di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale, ha aggiunto l'accordo definitivo con il giocatore per il suo trasferimento al campo di Antonio Conte, mentre mercoledì sono attesi nuovi contatti con il Brighton. Da appianare i dettagli relativi al costo del talentuoso centrocampista scozzese. Per essere più precisi, il Napoli conta di chiudere il 14 agosto per un valore complessivo prossimo ai 15 milioni di euro. Il forte giocatore classe 2001 ha infatti accettato l'offerta del club italiano, che ora dovrà trovare una soluzione con il Brighton. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le due amministrazioni. L'ex giocatore del Chelsea Aurelio De Laurentiis dovrebbe spendere 12 milioni a rata fissa, più 3 di bonus. Antonio Conte spera di ricevere presto buone notizie dall'Inghilterra. Il Napoli su MC Tominay. Manna discute sulla formula con il Manchester. Per uno smarrito Marco Brescianini, potrebbe esserci uno Scott MC Tominay per il Napoli di Antonio Conte. Dopo aver visto fallire la trattativa per il centrocampista del Frosinone, il club italiano avrebbe rivolto gli occhi all'uomo forte scozzese del Manchester United. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, sarebbero confermate le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore da The Athletic sull'interesse del club partenopeo per il calciatore britannico classe 1996. Il direttore sportivo Giovanni Manna, attualmente in Inghilterra, avrebbe avviato i colloqui con la dirigenza dei Red Devils per cercare di capire la fattibilità dell'operazione. Al momento, gli ostacoli maggiori riguarderebbero la formula, visto che il Napoli avrebbe chiesto il prestito di MC Tominay, mentre il Manchester United non sarebbe aperto a questo tipo di soluzione. Resta da vedere se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori discussioni tra le parti. Qual è la tua opinione? Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli!